De Bruyne, Džlund, Lang e Lobotka tornano ad allenarsi con il gruppo. Il brasiliano Neres spera almeno in una convocazione. Ora sì che la Fiorentina è davvero nel mirino. Ieri, Antonio Conte ha ritrovato diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. De Bruyne, Džlund, Lang, Lobotka e Olivera sono tornati a disposizione e avranno tempo sufficiente per prepararsi in vista della prossima gara, potenzialmente da titolari. Durante la seduta del pomeriggio, la squadra è stata divisa in due gruppi. I rientranti dalle nazionali hanno svolto un lavoro di recupero e sessioni focalizzate sulla forza muscolare, mentre il resto del gruppo ha proseguito con esercitazioni fisiche e tecniche. È previsto per oggi anche il ritorno in Italia di Anguissa, reduce dalla sconfitta del suo Camerun contro Capoverde per 1-0. Neres resta in dubbio. Rimane ancora da valutare la condizione fisica di David Neres, fermatosi per un problema muscolare poco prima della partita contro il Cagliari. Anche la scorsa settimana ha lavorato a parte. L'esterno brasiliano era stato determinante all'inizio del 2025, quando il Napoli aveva battuto la Fiorentina 3-0 al Franchi. Aveva aperto le marcature e messo in crisi la difesa viola con le sue accelerazioni e dribbling. Conte spera di poterlo avere almeno tra i convocati. Nelle prossime ore lo staff medico del Napoli effettuerà ulteriori accertamenti sulle condizioni di Neres, con l'obiettivo di capire se sarà possibile inserirlo almeno tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina. Conte non vuole rischiare ricadute, ma allo stesso tempo sa quanto il brasiliano possa essere decisivo a partita in corso, soprattutto contro una squadra che tende a lasciare spazi sulle fasce nella seconda metà di gara. La gara contro la Fiorentina rappresenta un crocevia importante per il Napoli, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a tenere il passo delle prime. Dopo il rientro dei nazionali, l'attenzione dello staff tecnico è ora tutta rivolta alla preparazione tattica. Conte sta valutando alcune alternative per il centrocampo e per l'attacco, viste anche le ottime condizioni mostrate da Džlund e Lang al rientro. Lobotka sembra destinato a riprendersi una maglia da titolare in mezzo al campo, con De Bruyne pronto a dirigere il gioco offensivo. La presenza del belga, reduce da ottime prestazioni in nazionale, garantisce qualità e visione di gioco, elementi fondamentali per scardinare una difesa compatta come quella della Fiorentina. Accanto a lui, possibile ballottaggio tra Zielinski e Cajuste, anche se lo svedese ha convinto nelle ultime uscite. In difesa, Olivera ha mostrato di essere già in buone condizioni fisiche, e con il suo rientro Conte potrà contare nuovamente su un assetto difensivo più solido e collaudato. Il tecnico pugliese sta pensando di riproporre la linea 3, che garantisce maggiore copertura, lasciando libertà agli esterni di spingere in avanti. La scelta dipenderà anche dalla disponibilità effettiva di Neres, che in caso di forfait potrebbe far cambiare idea al tecnico. L'umore nello spogliatoio è alto, complice anche il ritorno di elementi chiave e la consapevolezza di affrontare un periodo delicato ma ricco di opportunità. La squadra si è mostrata compatta e determinata negli ultimi allenamenti, segno che la pausa per le nazionali non ha intaccato la concentrazione del gruppo. Conte ha insistito molto sull'intensità e sulla rapidità nella circolazione del pallone, aspetti fondamentali per mettere in difficoltà la manovra viola. Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della preparazione tattica, con le prove generali previste a partire da venerdì. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.